Cronaca recente, il crollo di un soffitto al Liceo Marchesi di Padova. Cosa intende fare la Regione? Cosa chiede il PD? Beh, innanzitutto abbiamo sollevato la questione attraverso un'interrogazione a risposta immediata. Purtroppo non è la prima volta che ci dobbiamo occupare di situazioni fatiscenti all'interno delle scuole superiori del Veneto. Crolli di appunto controsoffitti, situazioni di rischio, laboratori chiusi, palestre chiuse, quindi le situazioni di disagio sono notevoli, più volte denunciate oltretutto dalla rete di studenti medi che è venuta a manifestare anche davanti al Consiglio regionale portando le foto delle loro aule e delle loro scuole. È inaccettabile lasciare che gli studenti vengano portati all'interno di plessi scolastici in queste condizioni. È inaccettabile, è un'assenza di progettazione, di programmazione e soprattutto un'assenza di un investimento sul futuro. Pensate che gli studenti del Liceo Marchesi sono stati mandati, alcuni, quelli che non avevano più la loro classe agibile, in una succursale e nella succursale hanno trovato un muro altrettanto fatiscente, quindi siamo veramente al ridicolo. La Giunta regionale ha stanziato 20 milioni di euro nella finanziaria 2014, ma solo ed esclusivamente per le scuole dell'obbligo, quindi elementari e medie. Troviamo che sia inaccettabile che sulle scuole superiori non ci sia un euro, persino i presidenti della provincia, della Lega Nord, penso a Muraro di Treviso, sono venuti a protestare contro la Giunta regionale perché da anni non finanzia più risorse, con risorse adeguate, la ristrutturazione delle scuole superiori. Per questo ci batteremo, non solo attraverso l'interrogazione, ma attraverso emendamenti in legge finanziaria di bilancio affinché vengano stanziate risorse giuste e necessarie.